Genesi capitolo 18. Apparizione di Abramo. Poi signore accumparet innanzi a essa avvicina e cerca le mammere. Dramente, essa stava assettata avvicina a trasudere a tenna soi, rinda allora era controra, la giornata. Issa aizzando gli occhi suoi, perette tre uomini che stavano allerta, innanzi a essa. Vromme e verette, corrette subito incontro a loro, avvicina a trasudere a tenna. Soi e si buttai che la faccia in terra, innanzi a piere loro dicendo: Signore mie, sia giù trovata razia innanzi all'occhio tuoi. Non te ne vai a casa senza te fermare, prima innanzi al servo tuoi. Poi vai a pigliare un po' di acqua per far lavare i piedi e poi assettate un po' sotto a chi starbera. Ratamo tempo che stesso pozzi a pigliare un morso di pane per voi riposatevi un poco. Rob continua a ridere pure il cammino vostro, perché è una cosa buona per me se voi siete passati vicino al servo vostro. Fa pure tu con me, Ritta, ricetta Nechilla. Abramo corretta e pressa, rindata in sua ricetta a Sara. Fa presto, basta tre stai e giore e fanno e pezzelle. All'armiento corretta essa stessa, pia un vederla tenera e buona. O mettette rinde in mano lo servo suo, che fu assai lesta per cucinare. Piai po' latte, ha crudo il latte fresco insieme con la carne, e gli lo vederla, che lo servo suo aveva preparato, e lo mettette innanzi a loro. A così, tremendo essa era fermata allerta sotto un albero, che gli tre mannaino. Poi le ricettano. Addo stiamo Sara, moglie tua? Sta là in da tenda, rispondette Abramo. Torna a ragionare a volta qua, che su stesso giorno l'anno che viene, e Sara, moglie tua, avrà un figlio, ricetta il Signore. Sara si era fermata a rete a essa, vicina tra su della tenda, e si era mise a usugliare. Abramo e Sara erano oramai vecchie e care che hanno, e a Sara oramai è fornuta quella che succedette a tutte le femmine. E Sara tanto si mettette a ridere in capo e ricetta. Ammusciato come so, io avessi pure ancora che lo piacere quando il Signore mio oramai è vecchio. Il Signore ricetta Abramo. Perché Sara si mise a ridere, dicendo, potrà sgravare un figlio, mo che so vecchio. Ciò può essere mai una cosa che il Signore non è capace di fare. A tempo fissato tornerà a qua, linda chi su stesso giorno, e Sara avrà un figlio. Subito Sara, rispondendo all'uomo, ricetta: Io non mangio mise a ridere, ricetta così perché si era pigliata a paura. Chi invece la ricetta: Sì, te si mise a ridere. Chi l'uomo da poi si sossette a tavola e se ne jettano a contemplare la città e Sodoma, a coppa. Veramente Abramo stava accompagnando per salutare o Signore ricetta. E già tenendo scusa a Abramo che le catenge in capo fa quando Abramo ha da diventare un popolo assai rosso e potente. E in da essa saranno benedette tutte le popoli della terra. Gli ha giuscito proprio perché essa costernesse i figli suoi e la discendenza sua a camminare in coppa a viro il Signore. In da giustizia o diritta perché il Signore facesse a compire per Abramo tutte quelle che essa ha promesso. E stessa dando il Signore le ricette. O strillo contro a Sodoma e Gomorra è troppo rosso e o peccato loro è assai terribile. Poi scendere per vedere se o veramente hanno fatto tutte quelle infamità che sono arrivate in de orecchie meglio. Sì, o voglio proprio t'appurare. Abramo intercede. Chi l'uomo ne partette ne segnette in mezza città di Sodoma. Veramente Abramo stava ancora innanzi al Signore. Abramo si accostava a essa le ricette, ma o vero tiene in capo di zuffunnare l'uomo giusto insieme con l'uomo infame. Forse in quella città ci saranno 50 giusti e tu lo fai zuffunnare pure a loro. E non può perdonare quella città per chi di 50 giusti che stanno là dentro. A ratusia te fa morire l'uomo giusto insieme all'uomo infame. Tu vuoi trattare alla stessa maniera l'uomo giusto con l'uomo infame. A ratusia te, forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia. E il Signore rispondendo a essa le ricette. E beh, se a Sodoma troverà 50 giusti da tutta quella città, proprio per chi gli giusti, io perdonerò i peccati di tutta la gente della città. Abramo rapia e ricere. Vedi con che coraggio mette ancora a parlare innanzi al Signore mio. Io che sono pochi e poveri, eccetera. Può essere che gli 50 giusti a mancheranno 5, e tu per questi 5 zuffonderai tutta quella città. Sì, si trova a raggio 45 giusti, rispondette il Signore, non si trova a raggio quella città. Può essere che quelle si trovano 40, dicette ancora Abramo innanzi al Signore. Non zuffonda a raggio, per via che gli 40, rispondette il Signore. Non sarà già sto Signore mio, si mette a parlare ancora. La ricetta Abramo può essere quella che trovano 30.
Non fa raggio, rispetto Signore, si là ve ne trova raggio 30. Virgo che faccia tosta tenga ancora un coraggio per parlare non Signore mio, ricetta ancora Abramo. Forse là se ne troveranno 20. Non ha zuffuno a raggio per chi li vinta, rispondette ancora il Signore. Non si arraggiasse, Signore mio, si parla ancora una volta sola. Forse l'angelo staranno 10, ricette ancora Abramo. Non ha zuffuno a raggio, rispondette il Signore, si là ve ne trova a raggio 10. E il Signore, come venette a parlare che Abramo se ne ietta, e Abramo se ne tresette, rinda a tenna soia.